È Silvio Lo Bosco, il nuovo direttore sanitario dell'azienda sanitaria di Agrigento, guidata dal manager Salvatore Lucio Ficarra. Lo Bosco, attuale primario della chirurgia vascolare dell'ospedale San Giovanni di Dio, quando la nomina sarà ufficializzata in presenza dell'assenso di Lo Bosco stesso, sarà proprio lui che verrà posto in aspettativa dall'incarico di primario. La nomina di Silvio Lo Bosco è frutto di un'apposita riunione a Palermo a cui hanno partecipato Rosario Crocetta e l'assessore alla sanità Lucia Borsellino e lo stesso direttore dell'azienda sanitaria di Agrigento Ficarra, convocato affinché si potesse dare un'accelerata ad una situazione in stallo che non dava cenni di sblocco. Il governo regionale voleva infatti sul tavolo i nomi dei nuovi direttori sanitari e amministrativi delle diverse aziende sanitarie provinciali e ospedaliere. Il governatore regionale Crocetta e l'assessore competente al ramo Borsellino in una nota congiunta hanno infatti inviato ai manager di ASP e ospedali che ancora non l'avessero fatto, come nel caso di Agrigento, a procedere celermente alle nomine di propria ed esclusiva competenza. Una velocizzazione che per adesso ha fatto individuare solo il direttore sanitario nella persona di Silvio Lo Bosco. Per il direttore amministrativo bisognerà dunque attendere. I nomi più accreditati a questa nomina sono quelli di Alessandro Mazzara, attuale direttore dell'unità operativa affari gestionali e gestione risorse umane all'ASP di Caltanissetta, e Bice Salvago, funzionario dell'ASP di Agrigento. Una volta completata la piramide amministrativa dell'ASP, arriverà il momento di affrontare strenuamente problemi che attanagliano il comparto sanitario agrigentino, in primis la gestione del pronto soccorso al San Giovanni di Dio, che registra continue lamentele da parte degli utenti, il servizio del pagamento ticket al nosocomio, oltre che la lentezza nelle prenotazioni.